La domanda che avete posto al centro dell'evento è una domanda cruciale, quale sarà la pensione di domani? Una domanda che molti si pongono, che i giovani dovrebbero porsi forse di più, e cui noi abbiamo cercato di dare strumenti aggiuntivi ai contribuenti per potersi dare la risposta. Come sapete, da maggio abbiamo lanciato questa iniziativa, La mia pensione, che permette per il momento soltanto ai dipendenti privati. Nel 2016 puntiamo di raggiungere anche i dipendenti pubblici e le altre categorie che attualmente non hanno ancora avuto la possibilità di accedere al servizio, di poter rispondere con delle informazioni più precise, perché accedendo a questo servizio le persone non solo hanno contezza degli estratti conto, dei conti di quanto è stato versato da loro sin qui e dai loro datori di lavoro, ma possono avere delle proiezioni sulle loro pensioni future. Non solo, possono anche capire che cosa succede se qualcosa cambia, se cambia il profilo retributivo, se hanno dei periodi di non occupazione o di disoccupazione, se cambiano la data di pensionamento. Quindi è un servizio che funziona in modo interattivo. Devo dire che le persone che hanno usato questo servizio sono davvero tante, perché abbiamo avuto circa 4 milioni e mezzo di persone che hanno tentato di accedere al servizio, e coloro che hanno fatto le simulazioni immediatamente hanno fatto 3 simulazioni a testa. Quindi questo ci dimostra il fatto che usare questa cosa via internet è molto importante. Noi vogliamo raggiungere tutti, quindi nei prossimi mesi coloro che non hanno preso il PIN. Devo dire che grazie a questa iniziativa è aumentato anche il numero di persone che hanno preso il PIN dell'INPS, più di 1 milione di persone hanno preso l'INPS a seguito di questa iniziativa, e si aggiungono ai 17 che già prima avevano il PIN dell'INPS. Devo dire che comunque noi cercheremo di raggiungere tutti, e nelle prossime settimane invieremo a tutti coloro che hanno chiaramente versano i contributi all'INPS questa famosa busta, che se ne è parlato tanto, la busta arancione, che conterrà delle informazioni di base, darà loro informazioni sullo stato conto contributivo, li inviterà a prendere il PIN, così potranno fruire al meglio del servizio della mia pensione, ma comincerà a dare a loro quantomeno la proiezione di base, la simulazione di base. Io sogno il fatto di poter mettere dentro queste proiezioni, dentro all'iniziativa La mia pensione, anche la previdenza integrativa, e quindi spero che nei prossimi mesi lavoreremo insieme alla Covid e lavoreremo insieme a voi per dare ai lavoratori un'informazione completa che riguardi anche la parte complementare. E dovremo lavorare tantissimo per accedere di più, per coinvolgere in questo servizio il pubblico dei giovani, perché noi abbiamo notato che la mia pensione è stata utilizzata soprattutto da chi ha più di 40 anni di età. I giovani fanno ancora fatica ad appropriarsi di questo strumento, forse perché tendono a procrastinare queste scelte, forse perché si sentono vecchi quando parlano di pensioni. La realtà è che invece appropriarsi di questo servizio, cercare di capire qual è il proprio futuro provvidenziale, è una scelta di grande libertà, perché proprio solo studiando ora, capendo ora quali sono i problemi, capendo fino in fondo il legame così stretto che c'è tra contributi versati e prestazioni future, che è possibile condizionare il proprio futuro. È proprio una scelta di libertà che i giovani devono poter fare. Quindi speriamo di riuscire, faremo tutte le iniziative opportune nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per allargare ai giovani il pubblico di coloro che utilizzano questo servizio. Voi oggi parlate anche di flessibilità nelle scelte di pensionamento, è una scelta molto importante a cui io credo fermamente. Credo che noi non dobbiamo aspettare l'entrata in vigore appieno del regime contributivo per garantire una certa flessibilità sulla data in cui si va in pensione. Credo che sia possibile garantire questa flessibilità fin da subito. Chiaramente deve essere una flessibilità che è compatibile con la tenuta dei conti previdenziali, con il debito implicito pensionistico. Questo è quello che noi dobbiamo
permettere. Ci sono delle persone, c'è molta eterogeneità quando si superano i 63-64 anni di età, ci sono delle persone che sono ancora molto produttive sul lavoro, che non hanno particolari responsabilità familiari e che desiderano continuare a lavorare. A queste persone chiaramente bisogna dare questa possibilità, e alle persone che invece hanno responsabilità familiari, si sentono meno produttive, hanno meno motivazione sul lavoro, chiaramente sono disposte ad andare in pensione con delle pensioni più basse, si debba offrire questa possibilità. Ecco, la cosa importante è non lasciare un'eredità pesante alle generazioni future, quindi vuol dire che chi va in pensione prima dovrà avere delle prestazioni più basse. D'altra parte è una scelta di equità nei confronti di chi invece vanno in pensione più avanti. Sempre pensare a un montante contributivo come ad una torta, se la dividiamo in 20 fette, queste fette saranno più grandi che se la dividiamo in 25 fette, quindi di questo credo tutti debbano essere consapevoli. Lavoreremo molto insieme con voi, dobbiamo rafforzare la consapevolezza previdenziale nel nostro Paese, dobbiamo rafforzare il grado anche di alfabetizzazione finanziaria, le persone devono sapere queste cose fino in fondo, perché solo in questo modo possono intraprendere le scelte, possono prendere le scelte che vanno nella direzione di garantire loro una vecchiaia serena, un'uscita e un ritiro dalla vita attiva che sia tale da garantire loro gli standard di vita che si sono prefissi.